che sta roba è vecchia come una stria, ma sa simpia. Fuca mostra c'è banda chiatta la via. È come l'epifania. Paesano, la mia strada è segnata dalla magia. Cari ragazzi di giovanefvg.it, siamo in collegamento telefonico con i Carnicats, giovane trio friulano che si sta muovendo proprio in questi anni nel mondo della discografia, che a molti noi profani risulta un vero e proprio safari. Intanto buongiorno, come state? E poi soprattutto vogliamo iniziare a chiedervi come siete nati artisticamente e come poi avete continuato il vostro percorso. Buongiorno a tutti, intanto siamo bene. La prima domanda che ci hai fatto è facile da rispondere perché ed è interessante che capire da dove veniamo tutta la strada che fino adesso almeno abbiamo fatto, che è stata quella di cominciare nel 99, nel 2000 come un gruppo di amici che avevano questa passione per la musica, per un genere che non veniva ascoltato da nessuno, nel senso che in Carnia, dove veniamo, a nord della provincia di Udine, non si ascoltava l'hip hop, era una novità, eravamo in 4, in 5, ci trovavamo, ascoltavamo musica, la cosa è diventata fare radio. Da fare radio è cominciato a fare i primi esperimenti musicali che hanno portato a un demo, a un disco mai uscito, che nessuno lo sa, adesso ve lo diciamo in esclusiva, e al primo disco di Dec solista in friulano, al primo disco dei Carnicats e tutto quello che ne è venuto di conseguenza, ecco. Però siamo partiti come un gruppo di giovani che si trovavano a Tolmezzo e che hanno trovato la loro strada partendo dalle piccole cose, dai piccoli live, dai bar, che poi sono diventati palchi più grandi e fino ad oggi appunto ha possibilità come festival e quello che ne verrà. Allora io vorrei chiedervi adesso a un altro del trio Carnicats, ad Andrea, come state vivendo questo periodo in cui la vostra canzone Paisan è stata selezionata come colonna sonora per la campagna Turismo FVG. Che cosa significa per voi raccontare il Friuli Venezia Giulia e nel vostro poi specifico caso la Carnia tramite l'espressione musicale? Diciamo che questa cosa del racconto del posto da cui veniamo per noi è sempre stata qualcosa di peculiare, no? Cioè è sempre stata la nostra caratteristica, insomma, non ci ha mai affascinato da questo punto di vista parlare di cose che non conosciamo. Abbiamo sempre cercato di parlare dei posti da cui veniamo, che sono posti diversi rispetto ai posti che di solito si descrivono nel genere, che sono le periferie delle grandi città, anche perché effettivamente non le conosciamo, e quindi abbiamo sempre scelto di parlare della Carnia e del Friuli, quindi dei posti che conosciamo di più. Per noi è stata una gran cosa, è stata una grandissima e bellissima esperienza essere stati scelti dal Turismo Friuli Venezia Giulia per questo progetto, anche perché è nata un po', come capita spesso a noi, è nata un po' a caso la cosa, nel senso che la coordinatrice del progetto ci conosceva già, voleva una canzone già edita dei Carnicats per il progetto. Noi avevamo questa Paisan che era a livello ancora di studio, di progetto, era a metà, diciamo un po' meno che a metà, a dire la verità, e l'abbiamo proposta perché secondo noi era adatta al progetto. In effetti si è rivelata appunto questo. Allora vorrei chiedere adesso a Luca di parlarci un po' dell'ultimo album in uscita. Nel frattempo è in uscita, è già uscito, sta per uscire, è un disco interamente in lingua friulana? Quale sarà il vostro lancio promozionale? Allora, il disco di per sé è già uscito, nel senso che è in free download dal sito carnicats.com già dall'inizio di luglio, dalla metà di luglio, ecco, più o meno. Non è un disco in quanto tale, nel senso che bisognerebbe specificare che è un mixtape che nel linguaggio hip hop di per sé vuol dire qualcosa su cui è meglio non dilungarsi, ma vuol dire che non è un album ufficiale, quindi non è che ti impegni per creare un organico di un disco in quanto tale, quanto piuttosto raccogli i pezzi, che è quello che abbiamo fatto noi, no? Il disco si intitola Nel frattempo perché ci sono dentro i pezzi che noi abbiamo fatto nel frattempo, cioè da qua fino all'uscita del nostro disco precedente, quindi più o meno in questi 3 anni, che sono stati, bisogna dire, anche 3 anni di live, 3 anni di andare in giro, portare la nostra musica dal vivo, eccetera, e questo si sente molto nel frattempo, perché nel frattempo
è un prodotto di intrattenimento, quindi anche d'estate ci sta, capito? Perché d'estate esci, vai a fare festa, vai a ballare, insomma è una stagione così adatta nel frattempo. Lo si trova in free download su carnicats.com, il singolo di lancio Paesano, un video di cui si è già parlato. E per il futuro insomma abbiamo altri progetti, adesso abbiamo delle date in vista, abbiamo progetti video nuovi che seguiremo insomma nei prossimi mesi, quindi a tutti quelli che ci ascoltano non resta altro che dire che seguiteci su Twitter, seguiteci su Facebook, andate su carnicats.com, teneteci d'occhio insomma che arrivano un sacco di cose. Bene, ti ringrazio Luca, ringraziamo i Carnicats e lasciamo i nostri ascoltatori con il vostro successo Paisan, che appunto dicevamo prima è la colonna sonora per la campagna turismo FVG. Come di piccinin, se con te parcessi dici a mangiare muri. Io i mangi via Pagnot e dopo i muri via Paldì. Voi tagliet con la luna e dice i miei punti. Che sta roba è strana, tipo Paisan. E a guarda il dolce sta sacchetta e post Frank sta smans. E chiasa a me non mi golara sul tiaf che stan. E io lut il benzinar che mio papà che stan. Fradi di conti c'è mood che fa. Una che la spaugia son verità. E hai sempre premura di schiappare. Ma chiavi ti parla birra col Paisan. Se che smonta le duta da pausia. Sempre tardi e premura di la via. I suri sang, sudore e poesia.